Tutti sono chiamati a servire, è l'insegnamento che arriva da San Lorenzo, uno degli esempi più forti al quale guardare oggi. Il messaggio è emerso durante la festa patronale del comune di Né, celebrata nella Cappellina di Conscienti. Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, ha sottolineato gli aspetti di significato del santo, il servizio appunto, la sua giovane età, il dono della propria vita e l'amore per i poveri. C'è come un invito per ciascuno di noi a riguardare la nostra vita non semplicemente come l'occasione che abbiamo per trattenerla, ma se la vogliamo vivere in pienezza, se vogliamo essere felici non possiamo che donarla, come lui. Se dicessimo imitarlo diremmo una cosa falsa perché non ce la facciamo. Guardarlo sì, e cercare in qualche modo di interrogare la nostra vita se siamo capaci di servire, di amare e di avere a cuore i più poveri. La festa di San Lorenzo ha chiamato a raccolta la popolazione. In questo clima è stato inaugurato il nuovo piazzale della cappella. I lavori, finiti lo scorso dicembre, sono costati 10.000 euro, frutto delle offerte dei fedeli. L'intervento è stato affidato all'architetto Roberto Spinetto e all'impresa Nuova Costruzioni San Biagio di Né. Sono stati rifatti i livelli, regimate le acque e rimessa a nuovo la pavimentazione, che oggi appare con masselli autobloccanti ad effetto pietra, il cui disegno invita a guardare verso la porta d'ingresso della cappella. Il comune ha dato una mano con l'iter burocratico e ha contribuito a rifare l'illuminazione. Si è detto che questi punti sono centri di aggregazione anche sociale, non solo di culto, e devo dire che quando le cose vengono bene e si sta bene nei luoghi dove si può fare aggregazione è una bella cosa, visto che è il patrone del comune, ci sembrava doveroso appunto lavorare e collaborare insieme alla parrocchia, insieme ai cittadini tutti.